Aspetta. Conquistare una salvezza nel calcio è come giocare lo Squid Game, devi resistere fino all'ultimo millesimo di secondo prima di scoprire se sarà vittoria o sconfitta. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Fiorilli e Casteldaccia Fulgatore, il play-out del girone A di eccellenza siciliana. Oggi è in palio un'intera stagione, Fulgatore che arriva meglio a questa sfida con un pareggio e una vittoria nelle ultime due della regular season, risultati entrambi conquistati dall'allenatore dell'Under 19 Giuseppe Gulotta, subentrato all'esonerato Michele Marino. Però la squadra favorita è il Casteldaccia con 2 risultati su 3 a favore. Infatti in caso di parità nei 90 minuti, tempi supplementari, in caso di ulteriore parità, Granata Salvi dunque al Fulgatore serve solo la vittoria. Le scelte dei due allenatori: Casteldaccia in completo Granata, Restivo ritrova Bisogno e Abate a sinistra dopo 3 giornate di squalifica. Stop invece per Messina, che di giornate ne ha prese 4 dopo il rosso contro il Mazzara 46, dunque 4-3-3 per il Casteldaccia. Marra in porta, in difesa da destra, verso sinistra Spampinato, Presti, Giacomo, Pirrello e Abate, a centrocampo Presti, Filippo, Bisogno e Mazzamuto, in attacco Sferruzza, Monti e Ba. A disposizione in panchina Randazzo e La Bua per la porta, poi Arusa, Faraone, Presti, Giovanni, Megna, Alfano, Di Benedetto e Gambino. Quasi tutto pronto per iniziare, con l'arbitro Pierludovico Arnesi della sezione di Teramo, assistito da Antonino Catanese e Piero Quartaronello, entrambi della sezione di Messina, a gestire tutte le operazioni qui al Fiorilli. Tutti comodi, è iniziata Casteldaccia Fulgatore, il play-out del girone A di eccellenza siciliana. Fulgatore che risponde invece con la tenuta bianco-blu. Gulotta, come dicevamo, è alla sua terza panchina. Oggi deve fare a meno di Capitan Todaro, che si è infortunato dopo la sfida vinta contro la Folgore Castelvetrano. Rientrano però Genna, Del Monego e Natella, dunque 4-3-3 anche in questo caso, con Grimaudo in porta, di Discordia, Visco, Del Monego e Alberto Cirrone in difesa, a centrocampo Daguano, Natella ed Enrico Russo, in attacco Genna, Onuoa e Spanò. A disposizione in panchina Giacallone e Gaspare Guaiana per la porta, poi Roberto Guaiana, Parrinello, Maltese, Calamia, Lala, Adamo e Razak. Si gioca già da un minuto, tanto agonismo in campo. Fulgatore che ha parlato tantissimo nel pre-partita, in fase di riscaldamento, continui incitamenti anche dallo stesso Salvatore Calamia, che oltre ad essere ex capitano del Fulgatore, difensore storico di questa squadra, è anche il vice allenatore di Gulotta, che ha preso il posto, come dicevamo, di Marino, esonerato alla 28ª giornata. Fulgatore che si è preso 4 punti nelle ultime 2 partite per arrivare a questa sfida. Questo qui è l'unico play-out di questo girone, è saltato l'altro che di solito si va a giocare per la distanza di punti tra penultima e quintultima. Infatti Mazzara e Aspra sono scese direttamente in promozione. Tra l'altro si doveva giocare lo spareggio per decretare l'ultima posizione, poi annullato per la rinuncia da parte della Mazzara. Uno spareggio che non salvava nessuna delle due, valido soltanto per un vantaggio in un eventuale ripescaggio. Tornando a Casteldaccia Fulgatore, Granata che
hanno terminato il proprio campionato a 29 punti, al 13° posto, 8 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte. La squadra di Angelo Restivo ha terminato il proprio campionato risultando essere il peggior attacco con 22 gol fatti, 50 quelli subiti. Fulgatore invece 14°, un gradino più giù, con 5 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte, 31 i gol fatti, 59 quelli subiti. Sarebbe una salvezza storica per entrambe le squadre. Il Casteldaccia è al suo secondo anno in eccellenza, secondo di fila dopo il salto nel 2022. Fulgatore invece al suo primo anno. Casteldaccia che vince lo spareggio promozione contro la Torrenovese. Fulgatore che invece ha perso l'anno scorso la semifinale playoff di promozione, poi è stato ripescato. Serie di contrasti in questa primissima fase della partita, gara che si sta svolgendo a porte chiuse. Problemi burocratici delle ultime 24 ore hanno imposto il divieto di accesso da parte della società Granata al pubblico. Tra l'altro proprio una decina di tifosi stanno assistendo al match, dietro però le grate che delimitano l'esterno della struttura allo spazio al corridoio accanto la gradinetta a cielo aperto dello stadio Fiorilli. Tra l'altro la visuale è anche un po' ostacolata, dato che c'è uno striscione con la denominazione sociale della società. Le vedete lì, le persone che stanno lì dietro nel cercare di guardare la partita attraverso gli spazi, i pochi spazi che possono concedere le grate di qualsiasi struttura. Casteldaccia che si propone in avanti con un calcio d'angolo. La battuta arriva adesso, pallone in mezzo, c'è però un fallo in attacco commesso da parte di Presti Giacomo, il capitano del Casteldaccia. Parlavamo delle assenze, ha preso 4 giornate Cristian Messina. C'è stato un clima acceso nella partita dell'ultima giornata della regular season contro il Mazara 46. Assenti invece Ficarra e da questa partita anche Giammona. Lato Fulgatore invece parlavamo dell'infortunio che ha subito Capitan Todaro nel match contro la Folgore Castelvetrano. In questo momento indossa un tutore al braccio. Assenti invece da più partite Emilio Russo, Inglese e Di Maggio. Prima convocazione invece per Roberto Guaiana.
Arbitro che va a parlare con Angelo Restivo, collaboratore tecnico del Casteldaccia. È stato lui a prendere in mano la squadra nella parte finale di stagione al posto di Marco Mineo, l'autore della salvezza dell'anno scorso. Occhio a Genna che controlla i rimbalzi del pallone, poi la tocca con la mano. L'arbitro lascia continuare dato il possesso in favore del Casteldaccia. Qui c'è fallo. E allora calcio di punizione. A Fiorilli è arrivato anche il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, a guardare la partita. Ovviamente è un momento importante quanto delicato per il futuro della squadra del comune che gestisce. Così come importante questa sfida per il Fulgatore, per questa piccola frazione di Trapani. Colpo di testa di Spampinato a regalare tutto per Spanò, che ci va sul destro, poi si scontra con Bisogno, piede contro piede. Al momento del tiro il fallo risulta essere di Pietro Spanò. E allora calcio di punizione per il Casteldaccia. Matteo Bisogno tornato dalla squalifica dopo il rosso rimediato proprio qui. Una sfida pareggiata 0-0 contro il Geraci. Tornato in mezzo al campo. Del Monego, ancora per Bisogno, ci metti la testa, molto convinto l'ex Oratorio Marineo, adesso va all'intervento, poi alla fine a chiudere dal Fulgatore con Davide Spanò, non Pietro ovviamente. Pietro è il giocatore della Folgore. Onua cerca di allungarsela, insiste contro Prestigiacomo, lo supera, poi Spampinato lancia fuori. Rimessa per la squadra ospite, è molto lunga, risponde Pirrello di testa verso Ba, c'è anche il colpo di testa di Natelle, il pallone non va avanti, Bisogno a lanciare Sperrussa, colpo di testa di Visco, arriva Grimaudo in fallo laterale con il pallone che ha raggiunto la gradinata del Fiorelli. Ancora Sperruzza, c'è l'intervento di Genna che spazza proprio sull'attaccante del Casteldaccia, si salta, si cerca di colpirla con Enrico Russo, alza anche Visco, finisce anche questa fuori. Rimessa laterale per i Granatta, la battuta per Mirko Abbatte, di testa Visco, Natella prova a metterla giù, il recupero di Monti, adesso Sferruzza, servizio al limite, c'è il tiro con Mazzamuto che ci ha voluto provare, pallone che è capitato su Ba, il francese non ha controllato, difficile gestire un pallone lì, anche il terreno di gioco non aiuta. Non c'è volontà di studiarsi in campo.
c'è volontà di creare, anche perché in partite del genere, quando il tempo scorre, sale di più la tensione, l'ansia, sensazioni che non fanno bene alla testa. In certi casi però potrebbero fare la differenza. Dipende poi da ognuno dei calciatori impegnati in campo. Di testa Monti, non si alimenta, bisogno. Poi il Fulgatore recupera verso Gene il pallone, servito da Daguan, di testa Natella, arbitro fischia però un fallo a centrocampo, il fallo di Manuel Natella. Tornato in mediana su quella mattonella di campo contro la Folgore, ci ha giocato Daguan, dato che Natella era squalificato. Lancio lungo di Prestigiacomo verso Monti, spalla alla porta, pallone per Vito Grimaudo. Tra gli elementi di maggiore esperienza nella rosa del Fulgatore. Daguan, Onua cerca il tacco verso Genna, finisce giù il nigeriano. Punizione per il Fulgatore, applaude la panchina trapanese. Apprezzato anche il lavoro di Enrico Russo. Marra sistema la propria barriera, ci sono Monti e Presti Filippo, adesso soltanto Monti. È arrivato Ba. La battuta affidata al tiro di Alberto Cirrone, centrale basso per Marra. Nonostante la maggiore esperienza di Randazzo, Restivo ha voluto puntare ancora su di lui, su Simone Marra. Invece per quanto riguarda la panchina del Fulgatore, non è al meglio Simone Lala, Pietro Lala, pardon. L'alzata di Del Monego, Natella mette fuori. Abate, la tocca Monti, c'è ancora Natella, serie di palleggi, il pallone viene spazzato, ancora bisogno a proporre di testa senza badando particolarmente allo stile. Prestigiacomo verso Ba, il colpo di Alberto Cirrone, pallone mandato avanti da Natella, lo insegue Genna, lo aggancia, è entrato in area, la protezione di Abate, non controlla benissimo poi Daguan, sfortunato, e allora ha rimesso laterale. Sferruzza, Del Monego contro Ba, c'è il fallo, la punizione per
il Casteldaccia. Batte Spampinato. Sempre 0-0 al Fiorilli. Al momento soltanto una punizione rasoterra centrale di Alberto Cirrone per il Fulgatore. Il rinvio di Grimaldo, bisogno di testa. Sferruzza in controtempo, preso Presti Filippo. Onua non la prende, poi abbatte, anticipa Genna. Pallone proposto in profondità. Alla fine è tutto per Marra. Stavolta il lavoro apprezzato e nei confronti di Abate dalla panchina del Casteldaccia. Onua insegue il pallone, lo mantiene in campo sul filo della linea, mette in mezzo a cercare Genna, cade giù. Daguano non può arrivarci. Altra rimessa dal fondo. Cercato Alessio Genna. Spostato sulla fascia. In attacco in questo tridente formato da lui, Onua e Spanò. Daguano, ancora Genna, bisogna all'indietro. Sferruzza, l'anticipo di Disco che mette fuori. La rimessa laterale di Abate, pallone per Sferruzza, proposta in mezzo, Del Monego allontana, Mazzamuto, alto e largo. Arriva anche la prima chance per il Casteldaccia con Mazzamuto. Bisogno finisce a terra, ha ricevuto un colpo da Natella, poi finisce giù. Anche di discordia. Arbitro poi va nella zona in cui Bisogno è stato colpito. Situazione ristabilita, sarà punizione per il Fulgatore. Si parla tantissimo in mezzo al campo, da bordo campo. Va. Evita Alberto Cirrone. Non ha fischiato il fallo ad Enrico Russo. Adesso spampinato di testa. Colpo di testa di Presti Filippo. Daguano. Genna tocca il pallone, subisce il fallo. Nuova punizione per il Fulgatore.
barriera a 3 per il Casteldaccia. Alla battuta Natella questa volta. Parte Natella subito con il tiro. Oltre la traversa di tantissimo. Un rinvio basso quello di Marra. Sulla corsa di Daguano avanza il Fulgatore, si allarga Gena, chiusura di Presti Giacomo. Visco verso Noa, lamenta una trattenuta. Colpo di testa di Discordia, l'alzata di Visco. Di testa spampinato Natella, ancora spampinato Del Monego. Entrambe le squadre si contendono il pallone, non c'è un vero e proprio gestore lineare che possa garantire il gioco. Questo weekend è molto importante, non soltanto per Casteldaccia e Fulgatore, ma anche per altre squadre dell'eccellenza siciliana. Intanto qui Sferruzza cade e c'è calcio di rigore. Il fallo di Visco. Calcio di rigore per il Casteldaccia. La corsa di Sferruzza. Non è stato un contatto molto evidente per l'arbitro. Ci sono stati presupposti per fischiare. E allora, opportunità dal dischetto per il Casteldaccia. Il pallone in mano ce l'ha Sferruzza. Possibilità di sbloccare il play out. Ufficiale va Sferruzza a calciare. Prestivo non vuole guardare. Sferruzza intuisce Grimaudo ma non la prende. Il Casteldaccia è in vantaggio con Giovanni Sferruzza su calcio di rigore. Il play out si è sbloccato 1-0. Esultano i Granata. L'abbraccio con la panchina. E Sferruzza così fa 1-0 al 27esimo. Un po' di tensione intanto in gradinata tra coloro che hanno potuto ricevere l'accredito per assistere al match 1-0 con il gol di Giovanni Sferruzza. Fallo. L'arbitro spezza nuovamente il gioco.
Fulgatore che aveva conquistato più potenziali chance da gol rispetto al Casteldaccia, seppur non pericolosissime. La punizione centrale rasoterra di Alberto Cirrone, la punizione alta di Natella. Per il Casteldaccia c'era stato il tiro largo di Mazzamuto e poco fa il calcio di rigore che ha sbloccato la partita. Rimessa laterale lunga da parte di Alberto Cirrone, cerca il colpo di testa di Discordia, il pallone rimane ancora lì, Alberto Cirrone ripropone, risponde Presti Filippo. Ancora Cirrone con le sue solite rimesse lunghe, un uomo a palo e poi Genna, è tutto fermo per fuori gioco. Bandierina alzata, il legno colpito dalla Fulgatore, ma tutto fermo. Natella, adesso Presti Filippo, Badi prima, Visco Spampinato risponde, pallone per Grimaudo, pallone che è arrivato alla sua sinistra, si era disteso il portiere ex Accademia Trapani. Non ha potuto però contrastare il pallone calciato da Sferruzza. È il suo terzo gol su calcio di rigore in stagione, il suo settimo complessivo. Se li ha fatti tutti in campionato, adesso fa più uno con questo del play out. Prima dicevamo di questa giornata molto importante per l'eccellenza, infatti ci sono anche i play-out del girone B con Messana Leonzio e Rocca Acquedolcese e Leonfortese. Anche in questi casi chi vince mantiene la categoria, avrà il diritto di partecipare al campionato di eccellenza dell'anno prossimo. Match altrettanto importanti in promozione, ci sono le semifinali playoff intergirone, Avola Nicosia e Gioiosa Parmonval sui neutri rispettivamente di Gela e Caltanissetta. Chi avrà la meglio raggiungerà la finale che consegnerà il salto in eccellenza. Un solo posto disponibile quest'anno attraverso i playoff di promozione, poi c'è ovviamente anche la Coppa. Oggi si affrontano San Giorgio Piana e San Vitolo Capo, semifinali d'andata.
Settimana prossima ci sarà il ritorno. Chi avrà la meglio affronterà il Vittoria, già qualificato, che ha superato la Valdinisi. Finale che si disputerà a Castelbuono. Animi accesi. Decisioni arbitrali non particolarmente accettate. C'è un cartellino giallo estratto ad Angelo Restivo, il collaboratore tecnico della Casteldaccia, e poi il direttore sportivo del Fulgatore, Rosario Gervasi. Entrambi sanzionati dall'arbitro Pierludovico Arnese di Teramo. Arbitro, rispetta questa divisa che porti. Arbitro, rispetta questa divisa che porti. Si può andare. Lancio lungo di Mazzamuto, pallone poi ripreso da Del Monego. Onua se la lunga di testa, c'è però Presti Giacomo davanti all'attaccante del Fulgatore. Di testa colpisce ancora la squadra ospite, pallone messo in fallo laterale. Rientra alla base Alberto Cirrone. Va spallata su Natella. Il pallone cerca di passare in qualche modo, guadagna metri però la squadra granata. Presti Filippo, scambio, poi cross in mezzo, tutto controllato con gli occhi da Grimaudo. Bisogno di testa a rischiare il Casteldaccia, la riprende il Fulgatore, il lancio lungo di Daguanno, di testa spampinato. Adesso Abate non può più prenderla. Il terzino del Casteldaccia. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Granata avanti, lo ricordiamo, al 27esimo, il gol di Sferruzza su calcio di rigore. Rimessa lunga, come al solito, affidata ad Alberto Cirrone. Parte la sua parabola, Onua spizza di testa, il controllo di Genna, rovesciata, pallone fuori. Si è coordinato Alessio Genna, è uscito fuori un tiro leggero. Signore, tempo! Basta, se sai dirigere, basta. Retiro. Basta, se sai dirigere. Ancora un po' Di testa Natella, ma il Casteldaccia ad andare avanti. Sferruzza trova però Del Monego. La rimessa di Abate. Sferruzza non è una sponda perfetta, infatti arriva Natella, va
mette dietro Mazzamuto, finta, carica il destro, deviato sopra la traversa e calcio d'angolo. La battuta in mezzo, colpo di testa ad allontanare Genna, travolto, l'arbitro ferma subito l'azione, estrae il giallo per Abate. Arbitro, cerca di rispettare questa divisa che porta, dai team. Deve andare un po' indietro Grimaldo per la rimessa nel gioco del pallone attraverso questo calcio di punizione. Spampinato, risponde da Guanno, sponda di Spanò, esce Marra. Schiaccia giù Genna, adesso Abate che ha ricevuto il giallo poco fa, pallone verso Monti, alzata troppo in profondità per Sferruzza che ha rinunciato in partenza a muoversi. Bisogno il colpo davanti Genna, l'arbitro dice all'esterno del Fulgatore l'hai presa con la mano. La battuta di Spampinato, Sferruzza, mano piena, perché ha lamentato il contatto, una spinta da parte di Visco. La punizione per il Fulgatore. Per l'arbitro è stato fallo di Sferruzza. Sono stati proprio loro due i protagonisti in occasione del fallo che poi ha portato al calcio di rigore il Casteldazia. Proteste da parte di Del Monego che si prende il giallo. Va a parlare anche Alberto Cirrone con Arnesi di Teramo. Non ne vuole sapere più niente l'arbitro, dice adesso basta Cirrone. Cirrone deve stare attento perché sta alzando il livello delle parole e dei toni. Uno giallo per parte, Abate prima e Del Monego poi. Stiamo un po' analizzando le immagini del calcio di rigore, siamo veramente al limite nel contatto in cui sono stati protagonisti Visco e Sferruzza. Qui Spanò in fuorigioco.
L'arbitro avrebbe visto il contatto della gamba sinistra di Visco contro la destra di Sferruzza, che però dal canto suo scivola in avanti un po' nello stesso momento. Oggi si parlerebbe un po' come un vero e proprio episodio da VAR. Tanto sponda di Genne in mezzo, spompinato in calcio d'angolo. Vuole sicuramente rispondere il Fulgatore. Natella dalla bandierina. L'arbitro ferma tutto. Occhio ai contatti. Una mischia sia al limite che all'altezza del primo palo. L'arbitro va a parlare con i due numeri 5 del Monego e Prestigiacomo. Si può andare con la battuta di Natella, pallone in mezzo. Prestigiacomo però è finito giù, fallo in attacco. Altro dialogo con l'arbitro, sempre con Del Monego, che poi viene allontanato da Spanò, dato che il brasiliano è stato ammonito. Siamo nel tempo di recupero. Vedremo quando sarà il duplice fischio che manderà le due squadre dentro gli spogliatoi per riorganizzarsi. Tante interruzioni. Il calcio di rigore. Gioco molto spezzettato. La battuta di Bisogno verso Sferruzza. Visco prima a colpirla. Pallone fuori. E allora tutti in area. Calcio d'angolo per il Casteldaccia. La battuta in mezzo, secondo palo di testa, spampinato a schiacciare fuori, a sfiorare il raddoppio. Occasionissima per il Casteldaccia per fare il 2-0. Ha preso i tempi giusti il terzino. E l'arbitro adesso fischia la fine del primo tempo. Casteldaccia avanti 1-0. Sta decidendo il calcio di rigore trasformato da Giovanni Sferruzza al 27esimo. Il fallo fischiato dall'arbitro proprio su Sferruzza. L'autore è stato Visco. Il tiro di Sferruzza alla sinistra di Grimaudo è entrato in porta nonostante l'intuizione del portiere, che però non ha potuto intercettare. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo sempre live dal Fiorilli per la ripresa. Bisogno, le dava a tutti, le regalava, mi ne va passare. Tu regala.
l'avvocato Giovanni Castronovo non ci limitiamo tanto ad analizzare questo 2-2 dal sapore di fine stagione contro la Supergiovane, ma un campionato straordinario del Castellammare, soltanto 3 big sono riusciti a star davanti alla tua squadra, ma possiamo dire senza dubbio una stagione da sogno. Sì, finisce oggi una stagione davvero esaltante. Avevamo programmato una squadra per cercare di raggiungere anche con difficoltà la salvezza senza passare ai play-out, invece cammin facendo si è creato una coesione tra squadra, staff, società, dirigenza, e abbiamo inanellato tutta una serie di risultati, devo dire, inaspettati, anche perché abbiamo posto alla ribalta regionale dei giovani sconosciuti che neppure noi avevamo contezza di dove potessero arrivare, e abbiamo fatto delle partite davvero importanti anche con buon gioco. Peccato, perché ritengo che se non ci fosse questa regola che non condivido dei 10 punti, forse avremmo ancora macinato ancora gioco, prestazioni migliori. Purtroppo dopo con la sconfitta con la Nissa, avendo raggiunto la consapevolezza di non poter disputare quasi matematicamente i playoff, abbiamo ovviamente fisiologicamente un po' staccato la spina a livello mentale, quindi sono arrivate delle prestazioni un po' così, che ci hanno fatto perdere qualche posizione in classifica. Dispiace, perché diciamo, avremmo potuto, secondo me, per quello che abbiamo fatto vedere, fare ancora di più. Però sono enormemente orgoglioso di questi ragazzi, del rapporto che si è creato con mister Mione, che secondo me è l'artefice di tutto questo, per il modo come ha gestito il gruppo, come l'ha messo in campo e come l'ha gestito da fuori. Tutti i ragazzi, devo dire che mi sono divertito davvero quest'anno a Castellammare. Dal primo giorno non c'è stato mai nessun problema di nessuna natura, sempre serenità, sorriso e voglia di allenarsi, di crescere, di migliorare. Questo è il piacere di stare insieme, di creare gruppo, ha portato questo risultato, che comunque oggi scriviamo una pagina importante della storia calcistica di Castellammare, perché il Castellammare mai aveva fatto 48 punti e mai era arrivato al quarto posto, quindi siamo ampiamente soddisfatti. Condividiamo con lo Sciacca il quarto posto, anche se per una questione di differenza degli scontri diretti dovremmo essere noi. Dico, sono delle inezie, per carità, però essere dietro alla Nissa, al Favara e anche il Mazzara 46, che comunque alla vigilia erano additate tra le squadre che si dovevano giocare il campionato, per noi è fonte di grande soddisfazione. Stacchiamo la spina, vediamo quello che succede. Io volevo ringraziare il paese di Castellammare, i tifosi, tutti gli addetti ai lavori per l'affetto che mi hanno tributato. Non so cosa ci riserverà il futuro. Io ovviamente darò la priorità al Castellammare, se vorrà il prossimo anno fare una squadra alzando ancora l'asticella per cercare di sempre stare nella parte sinistra della classifica. Però si sa, poi quando finisce la stagione si può aprire anche qualche altro capitolo. Intanto ci rilassiamo, perché sono veramente stanco, anche alla luce di ultime situazioni che sono accadute, quindi abbiamo bisogno fisiologico di staccare mentalmente, e vedremo se ci riserverà il futuro. Ecco, ti metto un po' in difficoltà, visto che hai detto praticamente tutto tu. Ti metto un po' in difficoltà, alla luce della tua lunga esperienza nel calcio dilettantistico siciliano, e anche visto anche quello che hai detto tu, cioè un fattore sorpresa, il cammino che è stato esaltante nonostante le ultime giornate comunque col freno a mano tirato a marce più basse, si può dire che questa sia stata, se non la tua più bella esperienza da dirigente, una delle più belle? È la più bella insieme a quella che con la Parma siamo arrivati a sfiorare la Serie D. Diciamo che oggi concludo il 15° anno come dirigente di una squadra di calcio di eccellenza, ininterrottamente sempre nel girone A. Ovviamente l'annata clou è stata quella della vittoria del campionato con Pino Ricola da Agrigento, e con quel gruppo meraviglioso che poi è arrivato anche in Lega Pro, diciamo. Ma parliamo di altri palcoscenici. Se parliamo di squadre, diciamo, di seconda fascia, ovviamente ancora resta indelebile l'esperienza con la Parma, ma l'abbiamo perso la finale nazionale con l'Andria,
Peccato abbiamo perso 3-1 in casa a Carini, ma poi abbiamo vinto 1-0 davanti a 12.000 persone ad Andria. E poi c'è questa stagione che indubbiamente ci ha posto alla ribalta regionale con una lieta sorpresa, soprattutto mettendo in vetrina i ragazzi. È stata una stagione, come ti ripeto, dove mi sono davvero divertito e dove si è fatto calcio pulito senza mai diciamo, avere delle persone che andavano fuori le righe. Ci siamo veramente diciamo, compattati e trovati in un paese, in una situazione che io sono arrivato qua il 3 agosto, ma conoscevo solo Mione, qualche giocatore e poco altro, quindi non sapevo cosa mi aspettavo obiettivamente. Però c'era qualcosa che mi attirava a venire a Castellammare e devo dire che è stata una scelta veramente bella, sia per l'affetto e il calore del paese nei miei confronti, sia perché è un posto a livello naturalistico davvero splendido. A me piacerebbe rimanere, vediamo cosa decide la società e quello che maturerà nelle prossime settimane.
Dai ragazzi, dai Albe, dai! Dai Ale! Dai Manu, dai Dani, dai raga, dai! Dai Peter! Forse per maresciallo, perché De Pago, e poi c'è il saltellato. Non lo lanciamo! Dai Enrico! Davidino, andiamo! Si riprende a giocare al Fiorilli e il play-out del girone A di eccellenza siciliana. Casteldaccia Fulgatore 1-0 dopo i primi 45 minuti più 2 di recupero. Sta decidendo il gol di Sferruzza al 27esimo su calcio di rigore, un calcio di rigore al limite per quanto riguarda non soltanto l'entità del fallo ma anche il punto in cui c'è stato effettivamente il contatto tra Visco e Sferruzza. Parliamo del lato corto dell'area di rigore alla destra di Grimaudo in porta. Un rigore poi trasformato da Sferruzza, che ha calciato invece alla sinistra di Grimaudo. Nonostante l'intuizione da parte del portiere della Fulgatore, nessun cambio da entrambe le parti, entrambe le squadre con il 4-3-3. Casteldaccia in maglia granata, Marra in porta, in difesa Spampinato, Presti Giacomo, Pirrello e Abatti, a centrocampo Presti Filippo, Bisogno e Mazzamuto, in attacco Sferruzza, Monti e Ba, a disposizione Randazzo e La Bua per la porta, poi Arusa, Faraone, Presti Giovanni, Megna, Alfano, Di Benedetto e Gambino. Fulgatore invece che risponde con Grimaudo tra i pali, Visco di Discordia, Del Monego e Alberto Cirrone in difesa, da Guanno, Natella ed Enrico Russo a centrocampo, Genna, Onua e Spanò in attacco, a disposizione Giacalone e Gaspare Guaiana per la porta, poi Roberto Guaiana, Parrinello, Maltesi, Calamia, Lala, Adamo e Razak. L'arbitro è Pierludovico Arnese di Teramo, assistito da Antonino Catanese e Piero Quartaronello, entrambi della sezione di Messina. Ricordiamo che il Casteldaccia ha 2 risultati utili su 3 per mantenere la categoria, o vittoria o pareggio. In caso di parità, tempi supplementari, quindi si arriverà fino al 120esimo. In caso di ulteriore parità sarebbe il Casteldaccia ad avere la meglio. Il Fulgatore deve solamente vincere oggi per regalarsi un altro anno nella massima categoria regionale, in quello che è il suo primo anno in eccellenza. Molto sofferto, Fulgatore che anche durante il corso della stagione regolare ha avuto a che fare con le decisioni arbitrali che hanno penalizzato la squadra trapanese. C'è un calcio d'angolo per il Casteldaccia, va Bisogno, parte il suo destro verso Presti Giacomo che la schiaccia, poi il colpo voluto da Monti che se la va a riprendere, va a correre fino in fondo. Intervento di Alberto Cirrone, occhio perché
C'è l'intervento da parte dell'arbitro, cartellino giallo per il terzino del Fulgatore, il terzo giallo nel corso della partita. L'ho ricevuto anche del Monego, sempre per il Fulgatore, e Abate per il Casteldaccia. Gialli anche a bordo campo per proteste ad Angelo Restivo, il collaboratore tecnico del Casteldaccia, e al direttore sportivo del Fulgatore, Rosario Gervasi. Calcio di punizione per il Casteldaccia, batte sempre Bisogno. Barriera a 2 con Enrico Russo e Spanò. Parte Bisogno in morbido in mezzo, anticipato Sferruzza sul più bello, anche se l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante del Casteldaccia. Si è immolato di discordia. Al fine di evitare il peggio. Onua, sponda di testa. C'è Presti Giacomo. Alberto Cirrone, rimessa lunga, spampinato e fallo di Onua. Partita molto spezzettata per i fischi da parte dell'arbitro. Si riprenderà con questo calcio di punizione affidato a Marra. Intervento su Onua. C'è un altro giallo in vista. È caduto anche Presti Giacomo. L'arbitro aspetta. Adesso può andare con il cartellino giallo sul capitano del Casteldaccia. E punizione per il Fulgatore. La battuta di Cirrone. L'arbitro però vede qualcosa al limite dell'area. Adesso si può andare. Parte Cirrone, pallone che scavalca, va in barriera. Cerca di prenderlo in qualche modo il Casteldaccia. Si lamenta uno schiaffo possibile.
ai danni di Sferruzza, che è caduto giù. Tanta tensione in campo, Bisogno va a parlare con Onua. Calcio d'angolo per il Fulgatore, si va avanti così. Sferruzza deve restare un attimo a bordo campo per regolamento. Pallone in mezzo, stacco di Monti a dare un altro angolo al Fulgatore. Rientra in campo Sferruzza, rimane in proiezione offensiva il Fulgatore. La battuta affidata ad Alberto Cirrone. Adesso è Onua a reclamare qualcosa nei confronti dell'arbitro. Sferruzza finisce giù, cartellino rosso per Peter Onua. Fulgatore in 10, se l'è cercata il nigeriano, che ha aumentato il livello di tensione all'interno dell'area di rigore. Tantissime proteste dalla panchina trapanese. Il rosso per Onua. Fulgatore dunque che terminerà la propria partita in 10. Arbitro accerchiato. Rosario, pide il refuoro. È arrivato anche Grimaudo nel cercare di parlare con l'arbitro. Fulgatore dunque in 10 per l'espulsione di Peter Onua. Calcio d'angolo per il Fulgatore, pallone in mezzo. Giù Genna, tutto regolare. La proposta di Enrico Russo, secondo palo in 2 a staccare con Spanò in Attella. Non si va a centrare però la porta. Dunque ulteriore difficoltà per il Fulgatore, non soltanto c'è lo svantaggio, non c'è soltanto la possibilità di salvarsi soltanto con la vittoria, ma anche con l'uomo in meno. Ovvero uno dei propri attaccanti, Peter Onua. Occhio alla Casteldaccia, limite Bisogno, calcia male, pallone che arriva in mezzo all'area, cerca di vincere il rimpallo Presti Filippo, adesso Monti la alza e c'è il pallone sul fondo. Dopo questa azione
alimentata dal Casteldaccia. Insistita, dati i contrasti, dato il terreno di gioco in pessime condizioni. Lotta va, poi finisce a terra dopo il contrasto con Alberto Cirone che rischia. La panchina del Casteldaccia apprezza il lavoro di Mohamed Ba. Punizione per il Casteldaccia. Parte Presti Giacomo in mezzo alla ricerca di Sferruzza, colpo di testa di Presti Filippo. Sferruzza se la allunga con una ginocchiata, poi il mancino in mezzo, nessuna deviazione, soltanto rimessa dal fondo. Mezz'ora alla fine. Con il Casteldaccia avanti sia nel risultato che negli uomini in campo. Fallo su Spampinato. Batte proprio lui questa punizione. Sponda in avanti, pallone per Presti Filippo, mette in mezzo, allontana la difesa del Fulgatore. Ba ce la sistema, ce l'ha adesso sul destro, allarga un po' così. Mazzamuto largo, la buona posizione, doveva fare però i conti con il rimbalzo. Non è sempre facile ogni volta per tirare tutti i calcoli del mondo. Lancio lungo verso Genna, spazza Abate. Ancora Genna, non la prende di testa, c'è bisogno. Genna la protegge, supera bisogno, poi effettua il cross. Nessuna deviazione per l'arbitro. Cartellino giallo per Marra. Perdita di tempo. Occhio a Genna quasi da prima punta. Il lancio lungo di Pirrello verso Ba, di testa Cirone. C'è il fallo su Mazzamuto. Sei proprio bastardo, Calcio di punizione. Sei negato proprio. Arbitro di fuori. Ma senza contrasti come si fa? Ha fischiato 75.000 volte. E allora ha bisogno
Si muovono in tantissimi in area, colpo di testa mancato da Presti Giacomo, poi il tentativo di Spampinato e deviazione, calcio d'angolo. Calma. Ancora Bisogno alla battuta. Gabri, stai stretto, Samu, stai stretto. Picco, tu davanti. Qui fuori, oh, Samu, dai la copertura a Totò, Pallone dentro, allontanato da Spanò. Giocatore che avrebbe un pochino di spazio, lanciato Genna, prima di lui Presti Filippo, rimessa laterale con il Fulgatore che sale e si va a prendere metri. Sponda cercato da Enrico Russo, anche rischiando di prenderla con la mano. Vincenzo, andiamo sugli esterni. Quanti secondi sono? Pallone verso Sferruzza, riesce a metterla giù, poi Visco lo chiude. Ancora Visco, nessuna trattenuta irregolare su Sferruzza. Si va per la rimessa dal fondo per Grimado che cerca Spanò. Genele, passaggio per Visco, un po' all'indietro, infatti c'è Sferruzza. Cade assieme a Daguanno quasi, che poi va a dire qualcosa. Sferruzza calmato dall'arbitro Danilo Daguanno. Numero 1 sei arbitro. Punizione per il Casteldaccia. Dai Abdul! Cambio nel Fulgatore, esce proprio Daguanno, al suo posto Abdul Razak. Mossa decisamente offensiva, considerando anche che il Fulgatore è in 10. Esce un centrocampista, entra un attaccante. Finisce dunque la partita di Danilo Daguanno. Inizia quella di Abdul Razak. Bisogno alla punizione. Pallone in mezzo, raccolto da Grimaudo, che cerca proprio il nuovo entrato Razak. Contro Pirrello, la tocca. Il contatto con Razak, ce l'ha sempre lui, allarga per Genna. Pallone dietro, Natella. Il cross in mezzo, Spanò l'aggancia, non benissimo. C'è anche fuori gioco. Poteva potenzialmente calciare al volo l'attaccante del Fulgatore. Razak ha cercato di mettersi subito in evidenza. Bisogno. Sferruzza la lascia lì a Presti Filippo, scambiano i due con Sferruzza più largo contro Visco. Si accentra, arriva Presti Filippo al limite, il controllo è maligno per lui. Ancora Bisogno, gamba larga, c'è il fallo su Visco. C'è anche il cartellino giallo. Un giallo dopo l'altro, sono 4 per il Casteldaccia. Marra, Presti Giacomo, Abate Bisogno. Per il Fulgatore ancora 2 con Del Monego e Alberto Cirrone.
ti annoi mai, oh! Giù Razak, se la allunga Presti Giacomo, la mantiene in campo, no, perché c'è la bandierina alzata del guardalinee. E allora Alberto Cirrone, il pallone in mezzo, di testa spampinato, anche Ba, rischiando un po' l'arrivo di Enrico Russo, sbaglia il lancio verso il centro dell'area, facendo dritto per dritto sul fondo. Fatica tanto il Fulgatore, abituato a giocare sul proprio terreno di gioco in sintetico al polisportivo, tutta un'altra cosa rispetto al Fiorilli. Visco, pallone altissimo, spampinato, non la prende di testa, adesso sì, mini contatto con Spanò. Cirrone, pallone al centro di testa, Presti Giacomo, Ba la sposta fuori, e allora ancora Cirrone, cerca sempre la traiettoria perfetta con il movimento delle braccia, sempre verso il centro, occhio alla serie di tocchi, mischia assurda con tutti che inseguono il pallone. Marra, regolare su Spanò, c'è il cross da parte sua, poi c'è segnalazione di fuorigioco, bandierina alzata anche in questo caso. Erano in tantissimi a lottare su quel pallone all'interno dell'area, il pallone non si è visto più, poi ha cercato di giocarla a Spanò, fermato. Cirrone, pressione di Ba che insiste, Cirrone protegge con il fisico, si mette in mezzo del Monego che però perde il possesso, poi Cirrone spazio in avanti, Bisogno scambia con Presti Filippo, di testa Bisogno, di testa anche Cirrone, Bisogno, poi c'è il fallo fischiato dall'arbitro. Punizione per il Casteldaccia. Bisogno, ho tutta veramente male, infatti la prende Genna. Enrico Russo gira nella zona di Visco, duello con Sferruzza che permette a Presti Filippo di recuperare. Ancora Presti Filippo contro Visco, non passa, allora Visco vince il rimpallo, il cross provato da Natella, c'è Spanò dall'altro lato, Mancino controlla, palla giù a sfidare Pirrello, servizio dietro, Enrico Russo ce la fa comunque a passarla per Natella, c'è il liscio per il suo tiro da fuori, Gattore rimane avanti, cross di Visco, se la chiama Marra, non la trattiene però, va Enrico Russo, la manda più lontano possibile Presti Giacomo, adesso Sferruzza
trattenuto un po' Monti, gira di testa Mazzamuto, ma non c'è nessuno, e allora rimessa per il Fulgatore. Cirrone per una volta corto, Enrico Russo, il rimbalzo lo inganna Del Monego verso Genna. Occhio a questo lancio per Monti, la difesa con Di Discordia del Fulgatore, vediamo se reggerà. Di Discordia davanti, Monti si mette, rimane ancora lì, alla fine fallo di Monti, punizione battuta. Poco più di un quarto d'ora alla fine in questo play out in cui ci si gioca tantissimo, una stagione intera, e lo si fa sul terreno di gioco al limite, con il Casteldaccia avanti grazie a un calcio di rigore. Fulgatore in 10 uomini che continua a lottare. Razak allarga dove c'è Spanò, veramente solo, sterzata, poi è decisivo Presti Filippo in calcio d'angolo. Spanò stava per calciare, se l'è sistemata, ma il centrocampista del Casteldaccia ha messo fuori. Adesso soffre la squadra di Restivo, entrerà Megna tra poco, ha terminato il riscaldamento a bordo campo, ma prima l'angolo per il Fulgatore. La battuta in mezzo non la prende nessuno, c'era Razak in zona, di testa, colpo all'indietro di Genna, oltre la traversa, occasione per Alessio Genna. Si è fatto male però Presti Giacomo. E approfitta per bere il Fulgatore e per confrontarsi. Enrico Russo e Grimaldo parlano. Si è rialzato nel frattempo Presti Giacomo. Rinfrescata anche per i Granata. Rimessa dal fondo per Marra. Di testa Enrico Russo. Prova a spazzare Mazzamuto. Di testa Bisogno. Spanò. In avanti per Genna. Prima spampinato. Trattenuta su Sferruzza. Oh, ma sei una merda! Si va con il cambio per il Casteldaccia, entra Megna, esce Monti, Che fallo è, oh! Alberto Cirrone lo invita a velocizzare le operazioni, l'arbitro ha un rosso in mano, anche perché Alberto Cirrone è ammonito, quindi ha rischiato tantissimo. L'arbitro non ha estratto il secondo rosso per il Fulgatore. Adesso il cambio per il Casteldaccia, fuori Monti. L'abbraccio con Restivo, ha avuto tantissima difficoltà per potersi esprimere. Il bomber del Casteldaccia, al suo posto Megna. Dunque 4-4-2 adesso per il Casteldaccia, con Sferruzza e Ba a fare le due punte. Megna fa il centrocampista di destra. Mazzamuto esterno.
sulla linea di centrocampo a destra. Presti Filippo dall'altro lato. Bisogno. Fuori. E allora rimessa per il Fulgatore. Adesso servono i palloni in più. Spanò va a parlare un po' con toni alti verso la panchina della Casteldaccia. Ovvio che adesso si attivano le consuete pratiche di perdita di tempo. Occhio alla corsa di Ba. La prende Grimaudo. Razak fuori gioco. Emilio, tu devi pensare con la tua squadra, lasciali stare a ma lascialo stare, Altre discussioni nella gradinata del Fiorilli. Il protagonista è stato Emilio Russo tra gli indisponibili, lato Fulgatore. Qualche pallolina di troppo. Anche gli addetti alla sicurezza sono stati coinvolti nel calmare le acque. Intanto si continua a giocare. Del Monego anticipa Va. Il pallone però va fuori. Pirrello di testa, Natella fuori. Sale ancora di più il Casteldaccia. Ancora Samuele Pirrello. Va verso la zona della bandierina. Pallone mantenuto in campo, sì. Ancora Va, doppio rimpallo. Stava arrivando Megna a calciare. Spampinato. Pallone ancora dentro. Cirrone di testa. Megna. Razak si innalza. Pirrello. Il pallone lungo di Enrico Russo. Ma per Simone Marra. Si inserisce Del Monego in mezzo alla mischia e fallo però. Cambi pronti nel Fulgatore. Entrerà Lala per questo finale. Esce di Discordia, che ha già raggiunto la panchina. Dentro Lala. Spinta in più sulla fascia per Gulotta. Punizione per il Casteldaccia. Parte Bisogno direttamente su Natella. E allora Spanò può avanzare. C'è Genna che sale in fascia alla sponda di Razak. Interviene il Casteldaccia con Abate.
Il pallone è uscito, non può avanzare, o meglio tornare in difesa. Del Monego, palla al piede. E ancora possesso per il Casteldaccia. Sferruzza prova ad andare avanti, ma non ce la fa. Poi l'intervento giudicato regolare su Visco. Apprezza tutto ciò Restivo in panchina. Indicazioni per i suoi di Gulotta. Dato Fulgatore. Lala, tocco fuori da penetrato. Entrerà anche Alfano nel Casteldaccia tra poco. C'è però Presti Filippo con i crampi. Si chiede dell'acqua. Crescono le tensioni all'interno della panchina del Fulgatore. Deve uscire un attimo Presti Filippo, l'arbitro ha un rosso in mano. Ti rimette nel taschino. Salve! 10 minuti! Fermi siamo stati! Tantissima tensione in campo. Entra dunque Alfano. Casteldaccia in 10. Signore! Occhio al lancio per Genna. Pallone raccolto da Amarra. Va in mezzo a due. Adesso la sponda di Razak per Genna.
anticipato da Abate, c'è però il fuorigioco. Vicinissimi ad entrare nel tempo di recupero. La battuta di Presti Giacomo. Nessun fallo qui. Col pallone fuori. Bisogna a terra. Si può andare con la rimessa laterale affidata a Cirrone. Del Monego. Occhio che c'è infatti si va dietro addirittura da Grimaudo. Adesso Cirrone. L'alza il capitano di oggi del Fulgatore. Pallone verso Genna. La prende Marra. Si giocherà ancora per un po'. Rinvio un po' così di Marra. Arriva comunque ad Alfano. Di testa Lala, allontana Presti Giacomo, ma anche il Casteldaccia. Razak, sponda Lala, tacco spampinato fuori. C'è cartellino giallo. Dopo questo intervento su questo pallone giocato, c'è la Mazzamuto. Nel Casteldaccia è stato espulso Sferruzza, mentre a prendere il posto di Alfano è stato Presti Filippo. Adesso questa rimessa per il Fulgatore, pallone in mezzo, allontana. La prende proprio Alfano. Se la porta fuori. Avanti ancora il Fulgatore. La controlla più volte Pirrello. Di testa Enrico Russo, ma era già uscita. La rimessa di Cirrone, proprio accanto alla porta, cerca di staccare Del Monego. C'è soltanto rimessa dal fondo. No, Mattia, batti tu, Simo. Victor! Ecco, davanti a lui! Si continua a lottare.
entrambe le squadre si scambiano il pallone, praticamente non si può giocare. Alfano, gli viene chiesto di tenerla, finisce fuori, è rimessa dal fondo con l'arbitro che invita a velocizzare le operazioni, anche perché interessa al Fulgatore, che in questi secondi che rimangono si gioca la salvezza, la possibilità di continuare la sfida ai supplementari. Sesto minuto di recupero. La battuta dalla rimessa. Di testa Visco. Anche Genna spazza Bisogno. Non vuole correre va. E allora Grimaudo. Rilancio lungo. Pallone su Bisogno. Che scavalca Visco. Adesso Del Monego. Bisogno di testa, ma c'è fuori gioco di Ba. Restivo lamenta il fallo da bordo campo. E punizione per il Fulgatore. Devo andare un po' indietro Grimaudo. La battuta del portiere. Prova il passaggio a Razak, se la chiama Marra ed è finita! Il Casteldaccia batte il Fulgatore per 1-0 e si salva in eccellenza all'ultimo respiro. Dopo una stagione soffertissima, in 10 contro 10 retrocede il Fulgatore dopo un solo anno nella massima categoria regionale. Festa totale per la squadra di Angelo Restivo, arrivato da collaboratore tecnico alla posta di Marco Mineo, e ha condotto questa squadra alla salvezza. Finisce la breve avventura del Fulgatore dall'altro lato in eccellenza. Ha deciso il gol su calcio di rigore di Giovanni Sferruzza al 27esimo. Un rigore molto al limite. Poi l'espulsione di Onuo al 56esimo, l'espulsione dello stesso Ferruzza all'86esimo. Ha ridotto questa partita in 10 contro 10 nel finale. Ed è festa totale per il Casteldaccia. Fulgatore triste a terra. Ed esultano i Granata sotto gli occhi dei pochi presenti qui al Fiorilli, partita che si è disputata a porte chiuse. Gli abbracci con Angelo Restivo. Fulgatore che invece saluta molto presto l'eccellenza, la delusione di Alberto Cirrone, di Vito Grimaudo e la festa per il Casteldaccia. Alberto Cirrone consolato da Prestigiacomo. L'amarezza anche da parte di Giuseppe Gulotta, chiamato a risollevare il Fulgatore in praticamente 3 partite. Nelle prime 2 ha ottenuto i 4 punti che sono serviti per arrivare fin qui a questo play-out. La prima sconfitta l'ha ricevuta nella partita
decisiva. Sicuramente un anno in cui si sono capite molte cose per il Folgatore, un anno di esperienza per capire com'è la massima serie regionale, dato che è stata la prima nella storia per questa frazione di Trapani. Consolato anche Grimaudo da Abate. Nel frattempo il Casteldaccia esulta negli spogliatoi, sono lacrime per Alberto Cirrone, che ci ha provato tanto con le sue rimesse laterali, tante le interruzioni in mezzo al campo per i fischi dell'arbitro, una partita veramente spezzettata che ha costato alla retrocessione il Folgatore e alla salvezza per il Casteldaccia. È tutto dalla Fiorilli, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Giracci.